Agrigento presenta la sua idea di capitale della cultura 2020, un assaggio di ciò che potrebbe diventare la città dei templi tra 2 anni. Conquistando l'ambito titolo lo si vedrà domani. La città crea un appuntamento, una grande manifestazione nel cuore del centro storico con artisti e cantanti che culminerà in Piazza Stazione. L'essere tra le finaliste è già oggi occasione per festeggiare. Piazza Pirandello a partire dalle 5:30, i nostri gruppi locali, Tammura, i gruppi folclorici agrigentini, Casa del Musical con momenti di flash mob e poi arriveremo in Piazza Stazione con questo momento finale di condivisione di musica con la partecipazione di tanti artisti. Mi piace ringraziare i tanti artisti legati ad Agrigento che con questo atto d'amore partecipano, sapendo che il Comune è un'operazione che è organizzata a costo zero, non metterà un solo euro per questa importante pomeriggio. Per gli spostamenti, siccome saranno chiuse diverse strade, soprattutto dell'area interessata alle sfilate e al concerto, è prevista anche una navetta che da Piazza Ugo La Malfa con tempi di ogni 15 minuti salirà su verso il centro, quindi chi vuole lasciare le macchine nella parte bassa lo può fare anche per avere maggiore comodità di movimento e evitare problemi di traffico. Mi piace dire che questo è un obiettivo condiviso, collettivo, è Agrigento che ha vinto, nel senso che ha vinto questa barriera a essere inseriti nella short list. Le 10 città finaliste italiane era questo l'obiettivo di partenza, però avendo studiato anche i dossier delle altre città, avendo fatto in queste settimane un lavoro che devo dirvi certosino, fatto di tanti che ci stanno lavorando, il nostro obiettivo era stare tra le 10, oggi il nostro obiettivo è quello di andarcela a giocare giorno 5 al Ministero, perché io penso che Agrigento veramente meriterebbe di portare questo titolo qua. Come dicono tanti che stanno facendo gli endorsement, Agrigento è già capitale della cultura, non sarà questo fregio a fargli cambiare vocazione. Sono andato la prima volta ad Agrigento quando frequentavo la terza media, una gita scolastica. E quando mi sono affacciato sulla Valle dei Templi sono rimasto, mi ricordo, senza parole. Ho chiesto al mio professore, ma che cos'è tutta? E lui mi ha raccontato, qui c'è la storia, c'è la vita. Qui sono passati milioni di persone, personaggi importanti, personaggi anche modesti, ma tutto il mondo è passato da qui. Allora c'è un progetto per far nominare Agrigento capitale italiana della cultura per quanto riguarda il 2020, ma non c'è luogo più affascinante, più storico, più importante di Agrigento e la sua Valle dei Templi. Speriamo che questo appello arrivi a destinazione. Grazie. Agrigento capitale della cultura 2020 sarebbe meraviglioso. Sono Giulio Scarpati, come ricordate ho girato ad Agrigento giù da ragazzino, quindi sono molto legato a questa città. Sarei felice che raggiungesse questo obiettivo, sarebbe un bel riscatto per la città e per tutta la regione, quindi un saluto e un in bocca al lupo.